Allora, l'etica hacker è un fenomeno contemporaneo di grande rilevanza, di cui effettivamente si sentono gli effetti, ma si conosce poco appunto l'origine e anche il concetto in sé. Intanto spesso si ha un'idea negativa degli hacker, spesso associata ai pirati informatici, mentre in realtà il concetto è molto più ampio e anche molto più interessante. Allora, hack in realtà era l'elemento di sfida con cui gli studenti presso il MIT di Boston venivano in qualche modo selezionati, una sorta di nonnismo tecnologico, per cui appunto le matricole dovevano dimostrare la loro capacità attraverso degli hack, che sono dei lavoretti essenzialmente, che esprimono grandi abilità in termini tecnologici. L'etica hacker è quindi un concetto per il quale le persone si mettono alla prova con se stesse, affrontando delle sfide importanti, trovando delle soluzioni innovative per rispondere appunto a dei bisogni contemporanei, quotidiani, attraverso delle vie del tutto inusuali. E dietro a questo fenomeno si è creato nel tempo, negli ultimi 20 anni, un vero manifesto culturale che mette insieme persone a livello globale che condividono questa logica, ed è una logica molto comune in modo intrinseco presso molti giovani, i famosi millennials, che tipicamente si sentono scomodi nell'idea di lavorare per qualcuno semplicemente per ragioni associate a un salario, magari producendo delle attività di cui non sono soddisfatti, non ne condividono le finalità, mentre trovano molto entusiasmo, molta passione nel potersi affermare attraverso la propria attività, dando spazio alla creatività, all'inventiva e nel dare un contributo oggettivo, significativo per lo sviluppo della comunità o il miglioramento dell'ambiente. E quindi su questa logica noi abbiamo voluto incentrare il progetto, che per l'appunto parte da questo spunto, da questo metodo di lavoro, per creare una community di persone che nel Veneto condividono questi valori e attorno a questo vogliono creare un nuovo modello non solo di impresa ma proprio anche di società. Infatti avrei chiesto proprio in cosa consiste il progetto che presenterete sabato. Sì, allora il progetto è ovviamente determinato dalla direttiva della Regione, attraverso il Fondo Sociale Europeo che appunto finanzia questa iniziativa, mettono una serie di indirizzi e di direttive. L'aspetto su cui il progetto si concentra è l'idea di trovare delle sfide a livello territoriale. Avremo 4 focus nella regione, quindi tra Verona, Vicenza, Treviso e Padova. Ciascun territorio esprimerà un'esigenza coinvolgendo degli stakeholder locali e facendo appunto una lavorazione che faccia emergere dei fabbisogni specifici su cui incentrare un processo appunto di problem solving innovativo, inventivo, che mobiliti la passione e i talenti di giovani, ovviamente coinvolgendo, e questo è il tema della direttiva, sia le persone che sono qui, i giovani che sono qui, ma in generale creativi, innovatori che sono in questo momento in Veneto, sia quelli che sono magari all'estero in questo momento per una fase della loro vita, o anche che abbiano deciso di trasferirsi all'estero, ma sempre con un occhio, l'attenzione per il loro territorio di origine. Va bene. Poi gli altri